La legge di stabilità spacca il paese. Altro che stabilità, qui l'Italia trema sin nelle fondamenta. Quello che si scatena è un vero e proprio terremoto con manifestazioni in tutta la nazione. Anche in Veneto la rivolta di piazza richiama 10.000 persone e a cappeggiare la protesta saranno i sindaci che si ribellano a uno Stato incapace di affrontare la crisi. Giovedì cortei e sit-in a Treviso, Verona e Belluno. Venerdì l'urlo della protesta esplode a Venezia, Vicenza, Padova e Rovigo. CGIL, CISL e UIL dichiarano guerra al governo con una piattaforma di scioperi contro la politica economica nazionale incapace di trascinare il paese fuori dalla crisi. Colpiscono sempre gli stessi. Non danno risposte dal versante dell'equità, soprattutto da parte fiscale, non sostengono le buste paga ai lavoratori dipendenti, tagliano ancora una volta le pensioni e soprattutto non rispondono a quella che è la crisi, non mettono in moto, come dire, quegli elementi fondamentali per quanto riguarda il lavoro. L'IRPEF è quella che deve diminuire il costo del lavoro sulle tasche dei lavoratori e sulle imprese. Senza questo tipo di diminuzione le tasse non basteranno mai, ne toglieranno una e ne cresceranno due. Perché? Perché è solo il lavoro che produce il reddito, che produce il consumo, che produce quella ricchezza che ci consente anche di pagare le tasse, anche di ridurre il debito pubblico. Senza lavoro non andiamo da nessuna parte. La legge di stabilità viene condannata dai sindacati che l'accusano di non aiutare il lavoro, di non rilanciare i consumi, di non sorreggere i redditi e di non sfoltire i costi astronomici della pubblica amministrazione che in Italia pesano per 850 miliardi di euro all'anno. Ma ormai il baratro è vicino. C'è il rischio che il tempo scada e che quel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, che è già abbastanza labile, diventi insostenibile, con esplosione, in qualche modo con rottura di quella coesione sociale che tutto sommato sta ancora reggendo.